Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera, oggi dedicato principalmente all'economia e al punto sullo stato di salute del governo Renzi. Ma a proposito di governo, prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, Renzi svela il 1000 giorni, ci giudicherete nel 2017, dice il Presidente del Consiglio. Così il grosso sarà già prescritto, la battuta di Maurizio Crippa oggi sul Foglio di Giuliano Ferrara. Al di là di questo, l'ANSA ricorda in prima pagina il decennale della strage di Bieslan in Ossetia del Nord, 334 vittime, a 10 anni dalla strage ancora ombra e dolore, silenzio delle più alte autorità dello Stato, almeno per ora, anche nel 10° anniversario del peggior attacco terroristico in Russia, quello della scuola di Bieslan, nell'Ossetia del Nord, dove morirono 334 persone, di cui 186 bambini. Era appena suonata la campanella del primo giorno di scuola quando un comando di 32 ceceni armati fece irruzione nella scuola e prese in ostaggio per 3 giorni oltre 1000 fra studenti, genitori, parenti e insegnanti, chiedendo il riconoscimento dell'indipendenza cecena e il ritiro delle forze russe. Il blitz terminò con un ancora controverso blitz delle teste di cuoio russe, e l'ANSA riesce a non citare neanche la matrice della strage, che era chiaramente una strage di matrice islamica. La tragedia, che ha lasciato anche 126 invalidi, di cui 70 bambini, è stata ricordata con varie cerimonie e iniziative in tutta la Russia, a partire da Bieslan, dove la commemorazione dura 3 giorni e l'inizio dell'anno scolastico è stato spostato dal 2009 al 5 settembre. Oggi circa 3.000 persone hanno deposto fiori e acceso candele sui resti della scuola e su un monumento inaugurato recentemente, un memoriale di granito lungo 50 metri con incisi i nomi di tutte le vittime. Molti hanno portato anche giocattoli e bottiglie d'acqua per ricordare l'insostenibile sete e il terribile caldo sofferto dagli ostaggi. Domani, sempre a Bieslan, è previsto un concerto requiem al centro culturale della città. Dopodomani alle 13.05, all'ora della strage, gli allievi della scuola lanceranno in cielo 334 palloncini bianchi, leggendo uno ad uno i nomi delle vittime. Il lungo lutto locale si concluderà al cimitero cittadino denominato la Città degli Angeli. Cerimonie sono previste anche a Mosca e in altre città del paese. Per ora non sono annunciate presenze di cariche dello Stato. Prosegue intanto la battaglia delle madri di Bieslan per far luce su vari aspetti della vicenda, dall'opacità operativa della cellula di crisi alla responsabilità delle 2 esplosioni che fecero scattare il blitz delle forze speciali russe, dalla presunta fuga di alcuni componenti del comando ceceno alla totale disorganizzazione dei soccorsi, scrive l'agenzia ANSA nel decennale della strage di Bieslan. Per quanto concerne invece la cronaca italiana, è arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave militare San Giusto con a bordo 1.593 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. A bordo 1.112 uomini, 252 donne, 249 minori provenienti da Africa centrale, subsahariana, Siria. Le condizioni di salute dei migranti sono giudicate buone. Ad accogliere i profughi il servizio predisposto da prefettura, enti locali, organizzazioni sanitarie e di volontariato. Infine l'economia, sempre dal primo piano dell'ANSA di stamani, anche la Svizzera risente degli effetti del rallentamento dell'economia globale ed europea. Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo, contro le attese di crescita dello 0,5%, è rimasto invariato. La Svizzera finora era riuscita a schivare la recessione europea grazie all'export verso l'Asia e alla domanda interna, e ancora nel primo trimestre dell'anno era cresciuta dello 0,5%. Ora le difficoltà di Francia, Italia, ma anche la frenata della Germania hanno prevalso, scrive l'agenzia ANSA. E a proposito di economia, torniamo alla questione del settembre che comincia a far cadere la mannaia del fisco. Matteo Renzi si è preso 1000 giorni per portare a termine la sua agenda di riforme, dal lavoro alla pubblica amministrazione, giustizia, fisco, istituzioni, una ammissione di impossibilità di far qualcosa di conclusivo nei primi 122 giorni di governo. In pratica le precedenti promesse sono state dichiarate irrealizzabili nei tempi programmati al momento del suo insediamento, scrive oggi Antonio Spampinato su Libero.
L'Italia cambia con calma e il passo giusto, arriviamo dappertutto, ha detto Renzi, insomma dalla fretta alla calma, ma rimane che a settembre, quella non c'è nessun rimando, non ci sono 1000 giorni, a settembre arrivano 307 mazzate fiscali, scrive Libero. E a proposito di fisco e di riforme, va segnalato che tra i numeri elencati nel corso della conferenza stampa di ieri, il Premier ne ha dimenticato uno, quello relativo alle scadenze fiscali, appunto. A questo proposito, settembre è un mese da bollino rosso tra IRPEF, cedolare secca, addizionali. Il portafoglio si prosciuga e deve star dietro a un numero spropositato di adempimenti. Il fisco amico, quello aperto al dialogo con i contribuenti, soltanto per il mese di settembre fissa 371 appuntamenti con le famiglie e le imprese. Di questi 307 riguardano versamenti veri e propri, 17 sono dichiarazioni, 19 comunicazioni, 3 adempimenti contabili, 18 ravvedimenti, 7 tra richieste, domande e istanze. Non tutte da onorare da tutti, ovviamente. Quello che però si vuol mettere in risalto è che le catene che legano i contribuenti al fisco, l'esagerato numero di adempimenti che gli italiani sono costretti a segnarsi in agenda, non sono stati toccati da nessuno, nemmeno dall'attuale governo. Perfino i commercialisti faticano ad aggiornare i database, visti i continui ripensamenti e aggiunte che i burocrati sfornano in continuazione, quasi non facessero parte anche loro del mondo dei contribuenti italiani. Ieri è stato il giorno della prima scadenza versamento IRPEF, addizionali e cedolare secca per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno rateizzato il primo acconto 2014. Dei 51 versamenti previsti, 7 riguardavano l'IRPEF, 8 le addizionali, 4 la cedolare secca, poi l'IVA, le imposte di registro e le imposte sostitutive. Poi ci sono scadenze quali il versamento dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di luglio 2014 e gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di giugno 2014. Martedì 16 sono previste ben 206 scadenze, 205 relative a versamenti sempre per IRPEF, addizionali, cedolare secca. È fissata la scadenza per i contribuenti titolari di partite IVA che hanno rateizzato il primo acconto 2014. Inoltre, per i pensionati, è previsto il versamento della quota del canone RAI. Si arriva a venerdì 19 con l'invio del modello 770 relativo al 2013, ma gli adempimenti del mese di settembre si chiuderanno martedì 30 con l'invio del modello unico 2014 e IRAP 2014, oltre a 51 tipi di versamenti, anche qui suddivisi per tipologia di contribuente. Ma non è finita, perché settembre significa anche Tasi, la nuova tassa sui servizi. Mercoledì 10 i comuni devono approvare e inviare al Ministero delle Finanze, il Ministero dell'Economia, le delibere sulla tassa sui servizi indivisibili, o Tasi, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Martedì 30 i comuni devono approvare il bilancio di previsione, comprese le aliquote IMU, le tariffe Tari, che è invece la tassa sulla spazzatura, e la tassa sui rifiuti, appunto. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per venire incontro alla necessaria esigenza di trasparenza, il fisco, sempre quello amico, invece di tagliare con l'accetta il numero di scadenze, ha preferito pubblicare un comodo calendario in cui cittadini e imprenditori possono cliccare su centinaia di link per capire in quale modo possono contribuire al risanamento dei conti pubblici e al rilancio del paese, scrive ironicamente Spampinato. La suddivisione è fatta per adempimento e per tipologia di contribuente. Il tutto consultabile standosene seduti davanti al computer. Comodo, vero? Così Libero. Mentre dicevamo stamani, il secolo XIX di Genova parla del famoso bonus da 80 euro. C'è anche una categoria di persone, ma neanche tanto esigua, si parla di 1 milione di persone che dovranno ridare indietro gli 80 euro. Per i lavoratori che hanno redditi tra i 24 e i 26 mila euro lordi all'anno c'è il rischio di ricevere in busta soldi che non sono dovuti. Bisogna segnalare l'errore e evitare di doverli rimborsare. Mentre Renzi si interroga su dove trovare i soldi per estendere dall'anno prossimo la platea di chi percepirà il famoso bonus degli 80 euro, sta crescendo il numero dei lavoratori che per paradosso inizia a preoccuparsi di avere ricevuto da maggio una busta paga un po' troppo pesante.
La presunta efficacia del bonus nello stimolare i consumi non c'entra nulla, scrive oggi Carlo Gravina sul Secolo XIX di Genova, che fa di questo argomento la sua prima pagina, l'argomento principale di oggi. La presunta efficacia del bonus per stimolare i consumi è stata peraltro smentita anche dai dati dell'Istat. Lo spauracchio vero però è un altro, il rischio di dover restituire il bonus a fine anno o anche prima. Non è un ripensamento da parte del governo, ma è la possibilità del conguaglio, che gli addetti ai lavori definiscono una certezza inevitabile, che è insita nel meccanismo attraverso il quale il bonus è stato concepito, congegnato. Siccome il bonus è stato assegnato in base al reddito presunto, se questo reddito presunto risulta essere poi più alto, il bonus va restituito. L'eventualità del rimborso, in presenza ad esempio di due redditi da lavoro diversi che si cumulano, è ampiamente prevista dalla legge, la 66/2014, che introduce il famoso bonus degli 80 euro. Col passare delle settimane, però, le varie istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ai sostituti di imposta e agli addetti ai lavori hanno contribuito a circoscrivere i casi. Ecco che per capire come evitare il rischio di dover rimborsare gli 80 euro in busta paga, bisogna capire bene come funziona il bonus. La legge 66/2014 introduce un bonus da 640 euro totali da spalmare in 8 mesi, 80 euro al mese da maggio a dicembre. Il bonus pieno, totale, spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati che percepiscono un reddito lordo annuo tra 8.000 e 24.000 euro. Chi invece guadagna da 24 a 26.000 vede decrescere l'entità del bonus fino all'azzeramento. Praticamente gli 80 euro, a partire dal tetto dei 24.000 euro lordi all'anno, diminuiscono di 4 euro per ogni 100 euro di stipendio e si azzerano intorno ai 26.000 euro. Ecco perché molti dipendenti hanno ricevuto mini bonus da 20 euro o anche meno. Complessivamente sono 10 milioni i lavoratori che incassano il bonus. Chi è a rischio a questo punto di restituzione? Lo spettro del rimborso a fine anno si presenta per quei lavoratori che hanno un reddito tra 24.000 e 26.000 euro lordi annui, cioè molto vicino al tetto massimo individuato dal governo. Si tratta di 1.300.000 lavoratori, di cui molti professori precari o di fresca nomina, così come segnalato più volte dall'associazione sindacale professionale l'ANIEF di categoria. Il meccanismo che potrebbe portare al conguaglio è piuttosto semplice. I datori di lavoro, per erogare il bonus, utilizzano il reddito presunto 2014. Se il lavoratore ricade nella fascia 8.000-24.000 euro di reddito annuo lordo, si prevedono gli 80 euro. Se invece il reddito presunto cade tra 24 e 26.000, il bonus sarà più leggero, ma comunque presente in busta paga. Quando a fine anno il reddito presunto diventa reddito certo, le cose rischiano di cambiare. Ed ecco che chi è molto vicino alla soglia dei 26.000 euro presunti, con qualche straordinario in più o qualche extra del genere, rischia di sfondare quota 26.000 euro, con il conseguente conguaglio in busta paga. Va ricordato inoltre che il datore di lavoro agisce in via automatica, ma sulla base dei dati reddituali in suo possesso. Questo non significa che il lavoratore non possa intervenire, anzi, il lavoratore deve favorire il corretto calcolo del bonus da parte del datore di lavoro, in quanto il datore di lavoro agisce solo in qualità di sostituto di imposta e non è il responsabile della tassazione ai fini IRPEF. Tradotto, l'azienda può intervenire effettuando il conguaglio di fine anno nella busta paga di dicembre, sarà poi il lavoratore, attraverso la dichiarazione dei redditi, a dover correggere la propria posizione di reddito. La circolare numero 9/E parla chiaro: il datore di lavoro, a fronte di variazioni del reddito o detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l'anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, comunicati dal lavoratore, potrà effettuare il ricalcolo del credito e recuperarlo nei periodi di paga successivi, anche prima del conguaglio di fine anno. Cosa fare? Il rimborso di fine anno, se ci sarà, difficilmente supererà i 300 euro. Le cifre non dovrebbero essere altissime, ma la preoccupazione dei lavoratori è che presumibilmente arriverà a dicembre, un periodo già carico di scadenze fiscali, a cominciare dal saldo delle tasse sulla casa.
Ecco che 300 euro in meno su stipendi mensili che comunque non vanno oltre i 1.400 euro netti rischiano di pesare. Per evitare il conguaglio, il lavoratore dovrebbe fare adesso un accurato monitoraggio del proprio reddito, cosa tutt'altro che semplice. Il consiglio migliore è quello di controllare bene la busta paga e, in presenza del bonus, contattare l'ufficio del personale della propria azienda, se c'è, per chiedere in quale fascia di reddito presunto si è stati inseriti. Se si è all'interno dell'intervallo 8.000-24.000 euro lordi annui e se non si è in presenza di altre entrate, non c'è nulla da temere. Se invece ci si rende conto di poter superare il tetto dei 26.000 euro annui lordi, si può anche chiedere la sospensione dell'erogazione del bonus, che altrimenti sarà recuperato dal datore di lavoro con il conguaglio. Quindi i consigli che fornisce a più di 1 milione di dipendenti interessati, sarebbero 1.300.000 i dipendenti che devono stare all'occhio, o meglio, che prestare attenzione alla busta paga perché rischiano di dover restituire il bonus di 80 euro. I consigli che il secolo XIX dà sono i seguenti: controllare sulla propria busta paga la presenza della voce bonus, decreto legge 66/2014 Renzi, perché così è stato chiamato. Accertare l'entità del bonus, che può essere anche inferiore agli 80 euro se si ha un reddito fra 24 e 26 mila euro annui lordi. Se si presume di avere un reddito vicino al tetto dei 26.000 euro, contattare l'ufficio personale del proprio datore di lavoro. A questo punto, se il reddito presunto comunicato dal datore di lavoro rientra nella fascia tra 8.000 e 24.000 euro lordi annui, si può continuare a percepire il bonus. Se il reddito annuo presunto sfora il tetto dei 26.000 euro, per evitare il conguaglio di fine anno, cioè di dover dare indietro i soldi, bisogna chiedere la sospensione del bonus. Il tutto con 7 domande sul conguaglio che il secolo XIX di Genova mette a pagina 4 con la risposta del presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. C'è la possibilità di dover restituire il bonus, più che una possibilità è una certezza, scrive De Luca, presidente appunto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Certezza, poi vediamo le altre domande rapidamente, perché questa storia del bonus da rendere, chi dovrà ridare gli 80 euro, potrebbe riguardare 1.300.000 persone che hanno avuto una parte del bonus, cioè meno di 80 euro, perché stanno nella fascia di reddito annuo tra 24.000 euro annui lordi e 26.000. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Aghi Alpini SRL. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, la certezza, secondo il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, che risponde a 7 domande sugli 80 euro sul secolo XIX di Genova, la certezza è che ci sarà chi dovrà restituire il bonus e bisogna stare attenti soprattutto da parte di coloro che sono lavoratori dipendenti che sono vicini ai 24.000 euro lordi all'anno, perché basta un'ora di straordinario in più o qualche ora di straordinario in più
per superare la fascia e dover restituire il bonus in tutto o in parte. Un lavoratore dovrebbe quindi accuratamente monitorare il proprio reddito, anche se la cosa non è semplicissima, visto che le informazioni complessive le possiede il sostituto di imposta, il datore di lavoro. Il bonus infatti lo percepiscono solo i lavoratori dipendenti entro la fascia da 8.000 a 26.000 euro di reddito. Tutte le informazioni quindi sono da richiedere al datore di lavoro. Serve una reale collaborazione tra il lavoratore e l'ufficio personale delle aziende o chi fa le buste paga. Senza uno scambio di informazioni, i lavoratori dovrebbero effettuare calcoli troppo complessi autonomamente. Il rischio concreto è che i risultati ottenuti autonomamente dal lavoratore poi siano inattendibili per calcolare il proprio reddito effettivo. Va considerato il reddito certo di quest'anno 2014, soltanto che il problema è che il reddito lo si può conoscere soltanto a fine anno. Per questo motivo si utilizzano presunzioni durante il corso dell'anno per poter dare il bonus, per poi consolidare le informazioni di reddito a dicembre e spesso con qualche sorpresa. Per questo è consigliabile contattare l'ufficio del personale dell'azienda presso cui si lavora o comunque chi fa le buste paga. Chi ha più rapporti di lavoro di varia natura deve fare molta attenzione perché il rischio di duplicazione del bonus è molto alto. Il beneficio spetta solo con riferimento a uno dei rapporti di lavoro in corso e quindi tocca al lavoratore l'onere di comunicare il rifiuto a uno dei bonus nel caso abbia più rapporti di lavoro. Poi il cumulo dei redditi è una questione ulteriore. Tutti insieme concorrono a determinare la soglia di 24.000 euro. Bisogna tenere conto anche di altre entrate. Un esempio possono essere i redditi percepiti da affitti. In tal caso il cumulo si realizza anche se il lavoratore ha goduto della cedolare secca. In ogni caso tutte le tipologie di reddito assoggettate a prelievo ordinario devono essere cumulate. E infine, per come è stata congegnata la norma, i lavoratori hanno la sola responsabilità della propria posizione fiscale. Il datore di lavoro, come sostituto di imposta, può consigliare al meglio i lavoratori, ma non può avere responsabilità per aspetti di reddito che non conosce direttamente. Quindi attenzione, soprattutto se si è intorno ai 24-26.000 euro lordi al mese di guadagno. Rimanendo sulle cose concrete, un altro servizio che abbiamo citato stamani è quello di Daniele Martini, e a proposito di iniziative governative, sul regalo del governo alle società che gestiscono le autostrade, da Benetton a Gavio, alle cooperative e alle banche, a Vito Bonsignore che gestisce la Orte Mestre. Vito Bonsignore lo conoscono bene a Torino e non solo, che pacchia lo Stato in bolletta per i signori delle autostrade, scrive Daniele Martini sul Fatto Quotidiano di oggi. Siccome di soldi pubblici per finanziare le nuove tratte autostradali non ce ne sono più, i concessionari si travestono da Babbo Natale, promettono investimenti per oltre 12 miliardi di euro e in cambio cosa ottengono dal governo Renzi col decreto Sblocca Italia? Una cosetta di 3 parole: allungamento delle concessioni. Detta così sembra acqua fresca, ma è una miniera d'oro. Le autostrade sono come bancomat e per chi le gestisce non c'è rischio di impresa. I pedaggi aumentano sempre e automaticamente, collegati all'inflazione e ai piani di investimento finanziario calcolati con complicatissimi algoritmi. Allungamento delle concessioni, cioè quello che ha garantito il decreto cosiddetto Sblocca Italia ai concessionari di autostrade, significa dilatare nel tempo l'accesso dei signori delle autostrade al bancomat dell'autostrada con un altro bel regalo incorporato. Siccome l'Unione Europea pretendeva che al momento della scadenza le concessioni fossero riaffidate tramite gare a cui avrebbero potuto partecipare altri soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, molti dei concessionari attuali, Benetton, Gavio, Coop, banche, eccetera, stavano tremando all'idea di dover rinunciare alla pacchia della gestione autostradale, che è equiparabile appunto a un bancomat, scrive giustamente Daniele Martini. Si guadagna e basta con le autostrade, tant'è vero che il gruppo Benetton, ne avevamo già parlato, fattura ormai molto più della metà, anzi parecchio più della metà del suo intero fatturato solo con le autostrade. Il governo Renzi ora fa dormire tra 2 guanciali i concessionari della gestione delle autostrade, sempre che la norma approvata dal Consiglio dei Ministri ottenga alla fine anche l'ok della Commissione Europea.
il che non è affatto scontato. Il ministro delle infrastrutture Lupi ha presentato la proposta all'Europa, forse confidando sul fatto che è in corso il rinnovo delle cariche e i nuovi responsabili devono ancora prendere visione delle questioni. Il comportamento del governo italiano sulle autostrade è da un bel pezzo sotto osservazione da parte dell'Europa, che è contrariata dall'atteggiamento prodigo usato nei confronti dei concessionari dai governi italiani. Il precedente più clamoroso risale al governo D'Alema, quando fu deciso un allungamento incredibile delle concessioni a favore dell'Autostrada del Sole e di tutte quelle autostrade la cui gestione diventava privata e affidata ai Benetton. I tempi già lunghi della concessione fissati per il 2018 furono spostati dal governo D'Alema di altri 20 anni, al 2038. In pratica, tra mille polemiche, la concessione fu trasformata in un diritto di sfruttamento autostradale a vita. Il governo Renzi si pone in quella scia. I signori omaggiati dalle 3 parolette del decreto Sblocca Italia, allungamento delle concessioni, sono un bel gruppetto. Di nuovo autostrade dei Benetton, poi quelle del gruppo Gavio, le cooperative pure sono interessate dal provvedimento, tutti soggetti che hanno più o meno il loro tornaconto, anche se ci sono concessionarie che nella giungla autostradale sono più intensamente coinvolte di altre, avendo la concessione già scaduta o in scadenza, o anche potendo essere unificate a tratte interconnesse o contigue ad altre o complementari, come prevede il decreto Sblocca Italia. Tra i più avvantaggiati dalla novità c'è il gruppo Gavio che, unificando la Torino-Alessandria-Piacenza, la concessione scade nel 2017, alla Torino-Milano e all'Asti-Cuneo, potrebbe ottenere l'allungamento della concessione fino a oltre il 2040. Le autostrade per l'Italia, gruppo Benetton, sono interessate per la Napoli-Salerno, la cui concessione è scaduta, ma che tramite l'accorpamento con la tangenziale di Napoli sarebbe prorogata fino al 2038. Il provvedimento potrebbe riguardare anche l'autostrada tirrenica del gruppo Gavio Autostrade Cooperative tra Civitavecchia e Rosignano. Quella in costruzione nella Maremma laziale e toscana, contestata da alcune popolazioni e dai sindaci, e una volta realizzato quel tracciato potrebbe essere considerato prolungamento, quindi ottenere l'allungamento delle concessioni in virtù di questo, lo stabilisce il decreto Sblocca Italia, della A12 Roma-Civitavecchia di autostrade, è accorpato ad esso, ottenendo così un prolungamento della concessione dal 2028 al 2038. Il decreto Renzi porterà benefici anche alla Brescia-Padova del gruppo Banca Intesa San Paolo e del costruttore romano Astaldi. La concessione finisce tra 9 mesi, verrà allungata. O alla Torino-Ivrea, gruppo Gavio e Mattiona Costruzioni, la cui concessione scade esattamente tra un anno. Ma ancora l'autostrada del Brennero, posseduta da comuni, province, camere di commercio emiliane, venete e lombarde, più la holding finanziaria CIS e le banche popolari, gestita dall'ANAS sulla base di una concessione scaduta da fine aprile. Il decreto si occupa anche della Orte Mestre, costo oltre 10 miliardi, per cui è prevista una defiscalizzazione, cioè potrà essere costruita senza pagare tasse. Il dominus dell'operazione è Vito Bonsignore, una condanna definitiva a 2 anni per corruzione, svariati procedimenti in corso, passato di recente con il nuovo centrodestra di Angelino Alfano, in uscita dal Popolo della Libertà. Precedentemente Forza Italia e poi Democrazia Cristiana. Questo per quanto riguarda le concessioni autostradali, che sono un bel business. Sempre parlando poi di fatti concreti, pratici, c'è una denuncia ospitata oggi su Libero con una certa evidenza, è quella dei poliziotti del Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP, costretti a comprare anche i pannoloni per i clandestini. Il SAP lancia l'allarme, gli agenti devono svolgere anche le mansioni più umilianti, poi però mancano mascherine e guanti per ridurre il rischio di malattie infettive a contatto con le persone che arrivano tramite l'operazione Mare Nostrum. Gli operatori di polizia sono infatti i primi a entrare in contatto con gli immigrati clandestini, potenziali portatori di tubercolosi, epatite, ebola, lebbra e altre malattie, di alcune delle quali non si conosce molto, dice il Sindacato Autonomo di Polizia, SAP. In alcune situazioni, come sul Carso triestino,
Gli operatori di polizia si trovano a gestire gli arrivi di migranti senza nessuna difesa sanitaria, in alcuni casi senza nemmeno il kit di prevenzione composto da mascherine e guanti. La mancanza di sistemi di sicurezza e di protocolli operativi nella prima fase di intervento alla frontiera si aggiunge alla scarsità di locali idonei ad accogliere gli stranieri per svolgere gli accertamenti e favorisce il diffondersi di malattie infettive tra il personale. Nei giorni scorsi il richiamo sulla necessità di intervenire sulla questione è stato oggetto di polemica sugli organi di stampa locali fra il sindacato autonomo di polizia e il questore di Trieste, giudicato dal sindacato poco sensibile alle loro istanze. La questione oggi viene illustrata da Libero, l'articolo di Enrico Paoli. Essere in prima linea tutti i giorni, perché se indossi una divisa delle forze dell'ordine questa è la realtà, un compito non facile, ma se al disagio si aggiungono i rischi connessi alla mancata prevenzione sanitaria, vuoi per carenza di profilassi, vuoi per cronica assenza di fondi per le dotazioni standard, la situazione diventa grave. Quel che è peggio, le aree di crisi non sono più legate agli sbarchi degli immigrati, cioè ai porti dove arrivano le navi della Marina Militare, ma si sono propagate in tutta Italia. Insomma, la salute degli agenti della Polizia di Stato è a rischio. Gli operatori sono costretti al fai da te. C'è così chi si dota di pannoloni, per così dire, per proteggere l'interno dell'auto di servizio da possibili contaminazioni, visto che nella maggior parte dei casi è impossibile ottenere un intervento di sanificazione del mezzo dopo un trasporto di clandestini, per non dire dell'acquisto pressoché quotidiano di guanti monouso e mascherine protettive che si pagano gli agenti stessi. A denunciare il rischio contagio, con tanto di numeri, cifre e casi dettagliati, è il Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP, particolarmente attento nel monitorare gli allarmi lanciati dagli agenti. La situazione più grave si registra in Sicilia, naturalmente, dove a fronte di migliaia di sbarchi le forze dell'ordine non sono dotate in maniera sufficiente di strumenti di prevenzione semplici come camici, mascherine e guanti. Per questa ragione il sindacato, a Catania in particolare, ha provveduto a donare agli operatori impegnati nell'accoglienza degli immigrati gli strumenti minimi necessari. Ma non va meglio neanche alla questura di Milano, dove gli uffici che si occupano di stranieri e permessi di soggiorno sono presi d'assalto da persone che hanno necessità di documenti e pratiche. Presenze che nelle ultime settimane sono andate incrementandosi grazie agli sbarchi e all'operazione Mare Nostrum, senza che a tutto ciò corrisponda una distribuzione generalizzata ai poliziotti di strumenti di profilassi. In questura arrivano persone di tutti i tipi. Situazione delicata anche a Trieste. Dopo le recenti operazioni di ricerca e individuazione di clandestini sfuggiti ai controlli di legge, tra il personale si è diffuso allarme sulla mancanza di sistemi di sicurezza e di protocolli operativi nella prima fase di intervento. La segreteria provinciale triestina del Sindacato Autonomo di Polizia ha ribadito la necessità di intervenire sulla questione e sulle problematiche connesse alla mancanza di mezzi e luoghi idonei per il trattenimento degli stranieri e di sbrigare le pratiche necessarie per l'identificazione e i successivi provvedimenti. Altro punto caldo, l'aeroporto romano di Fiumicino, dove non sono stati garantiti gli standard minimi di sicurezza per i poliziotti che si trovano in una situazione ancora peggiore rispetto ai colleghi direttamente in contatto con i migranti nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Come hanno denunciato gli operatori impiegati a Fiumicino, ogni settimana siamo a stretto contatto con almeno 600 soggetti a rischio, tutti passeggeri in arrivo dalla Nigeria, Ebola e dalle zone africane. Eppure, al contrario dei loro colleghi impegnati nell'operazione Mare Nostrum, non hanno a disposizione strumenti per la prevenzione dal contagio. Così alzano la voce i poliziotti dell'aeroporto di Fiumicino, sostenendo che il più grande aeroporto italiano, hub d'accesso europeo alle città africane, non è sufficientemente attrezzato per contrastare i pericoli di infezione da febbre emorragica, Ebola, che terrorizzano l'Occidente. Sono 108 i paesi collegati con Fiumicino con almeno un volo settimanale. Di questi 19 sono africani, tra questi anche le regioni colpite dall'epidemia di Ebola. Dalla Nigeria arrivano 3 voli settimanali, circa 600 passeggeri che entrano in Italia dallo scalo romano.
L'appello del sindacato autonomo di polizia ha prodotto un primo effetto. A Fiumicino è stato distribuito un kit comprendente guanti, mascherina, occhiali in plastica e scafandro di carta. Inoltre, il dirigente medico effettuerà briefing quotidiani con gli agenti per insegnare il comportamento da tenere e le precauzioni da osservare. Ma tutto ciò non è sufficiente a sedare le preoccupazioni degli agenti di polizia, che poi diventano preoccupazioni dei cittadini, perché spargere le persone in giro per l'Italia e mettere i poliziotti a rischio contagio significa anche moltiplicare le possibilità di contagio. Ma per rimanere sulle cose molto empiriche, adesso facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo la canzone che ha cantato Renzi ieri andando al Quirinale. Dai, grida su, vabbè, sì, vabbè, sì, sì, vabbè, dai, grida su, vabbè, sì, dai, grida su, vabbè, sì, sì. Ho visto un re, scusa? Ho visto un re, vabbè, sì, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re, e povero anche il cavallo. Sì, sì, è l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena. Povero re, e povero anche il cavallo. Sì, sì, ho visto un vescovo. Scusa? Ho visto un vescovo. Sì, anche lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo, e povero anche il sacrista. Sì, è il cardinale che gli ha portato via una pazzia. Il 32 che lui cena. Povero vescovo, e povero anche il sacrista. Sì, ho visto un ricco. Scusa? Ho visto un ricco. Un show. Sì, sì. Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava dal vino, sì che tutto l'annacquava. Povero tapino, e povero anche il vino. Sì, il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via 3 case e un caseggiato di 32 che lui cena. Povero tapino, e povero anche il vino. Sì, visto un bilancio. E questa era la canzoncina che il Premier ha cantato scendendo naturalmente dal Quirinale dopo l'ennesimo incontro
ieri. Peraltro questa qui invece è più opportuna per la notizia che abbiamo dato prima, quella sugli 80 euro. Funerale di una marionetta, però lo celebrano molti quotidiani, o stanno per celebrarlo, perché pare che anche Renzi, diciamo, stia calando nell'opinione di molti commentatori, di chi conta, di chi non conta, dei poteri forti, dei poteri deboli. Insomma, c'è una certa area di cambiamento nel registro delle opinioni sul governo Renzi. Ma al di là di questo, tornando invece a questioni concrete, ricompare oggi la firma di Tino Oldani su Italia Oggi a proposito appunto di questioni molto concrete. Stavamo parlando l'altro giorno della importanza o meno della nomina di una ministra degli esteri europea, Federica Mogherini, in un ruolo che oggettivamente dà poche possibilità di intervento concreto, quello della politica estera, che è tradizionale competenza degli Stati, specie se sono forti all'interno dell'Unione Europea. Certamente non si fanno scavalcare da una ministra degli esteri europea.
in generale, non con riferimento alla Mogherini, alla ministra Mogherini, che diventerà appunto Lady PESC, come è stata ribattezzata, cioè titolare della politica estera e di sicurezza comune della prossima Commissione europea di Jean-Claude Juncker. Al di là di questo, però, al di là del potere effettivo del ministro degli esteri europeo, ci sono altri ministeri europei, altre cariche di commissario che sono molto più pesanti, e lo sottolinea appunto Tino Oldani. Visto che in Europa non si decide nulla che non voglia la cancelliera tedesca, rimane un mistero, scrive oggi Oldani su Italia Oggi, quale possa essere il potere effettivo della nuova ministra degli esteri europea Federica Mogherini, al di là di un ringiovanimento dei partecipanti al rito dei soliti vertici. Ma i giochi ormai sono fatti. Il premier Renzi ha voluto a tutti i costi una nomina che considera di prestigio e la giudica una sua vittoria sui cosiddetti gufi e rosiconi. Così facendo, però, l'Italia ha regalato a un altro paese dell'Unione Europea la possibilità di guidare uno dei vari ministeri economici che sarebbero stati più utili all'Italia per ridiscutere il Fiscal Compact e per uscire dalla recessione. Non solo, puntando sulla politica estera dell'Unione Europea, Renzi ha di fatto svilito anche il lavoro che il predecessore italiano in Commissione, Antonio Tajani, aveva fatto a favore dell'industria nazionale. Una mancanza di continuità che rischia di penalizzare il settore manifatturiero italiano. Quest'ultima ipotesi emerge con forza da un saggio recente di Filippo Astone, La riscossa, che indaga sul crollo recente dell'industria manifatturiera italiana e indica possibili terapie di ripresa. Tra queste, uno spazio notevole è destinato proprio alle iniziative che Tajani ha adottato come commissario europeo all'industria negli ultimi 5 anni. Astone, che non nasconde una personale simpatia politica per i radicali, a sorpresa traccia un bilancio positivo dell'operato di Tajani, che pure ha una storia politica assai diversa da quella radicale e quasi opposta. Ma in concreto, cosa ha fatto Tajani a Bruxelles? Il suo merito maggiore, secondo Filippo Astone, è di aver varato nel 2012 un piano europeo per rilanciare l'industria manifatturiera, con l'intento dichiarato di spostare il baricentro della politica europea dalla finanza all'economia reale, di cui l'industria è asse portante. Un piano chiamato Orizzonte 2020, che si pone l'obiettivo di riportare il settore manifatturiero dal 15 al 20% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea entro il 2020, facendo compiere al settore un'inversione a U dopo la forte crisi che lo ha colpito a seguito della crisi finanziaria iniziata nel 2008. In sostanza, potremmo chiamare questa iniziativa Industrial Compact, in alternativa al famigerato Fiscal Compact, che sono le regole di riduzione dei debiti pubblici. Una scelta politica a suo modo rivoluzionaria, che paradossalmente è stata compiuta dal commissario europeo che ha rappresentato l'Italia per 5 anni e che i giornaloni di casa nostra hanno ignorato. A sostegno del suo piano, fatto proprio dalla Commissione Barroso, Tajani ha indicato numeri e fatti precisi. La crisi, causata da una finanza senza regole, con l'eccesso di austerità ha penalizzato investimenti e domanda interna, indebolendo la nostra base industriale. 4 milioni di posti di lavoro e 350 miliardi di investimento persi in Italia. Un livello di disoccupazione giovanile drammatico, il record storico negativo di appena il 15% del prodotto legato al manifatturiero, la cui produzione è tuttora inferiore del 10% rispetto al 2007, 5 punti sotto rispetto agli anni 90. Da qui l'urgenza di intervenire con una nuova visione produttiva e adeguati mezzi finanziari. Quanto ai settori di intervento, questo Industrial Compact o piano Tajani punta non più sulle vecchie ciminiere inquinanti, ma su una produzione moderna di qualità, concentrando le risorse su manifatturiero avanzato, stampante 3D, bioeconomia, nuovi materiali, tecnologie abilitanti fondamentali, reti intelligenti, costruzioni sostenibili, efficienza delle risorse, veicoli verdi e spazio, a cui si aggiungono agroalimentare, tessile, trasporti e costruzioni. Soltanto belle parole? Una volta tanto pare di no. Per la prima volta in Europa non è solo l'agricoltura ad avere un proprio bilancio. Quasi un sesto delle risorse europee da qui al 2020 è destinato a investimenti industriali e accesso al credito. In soldoni quant'è?
oltre 100 miliardi di euro dai fondi regionali, 40 miliardi dall'iniziativa Orizzonte 2020, altri 2,3 miliardi dal programma europeo per la competitività, a cui si aggiunge l'aumento di capitale di 10 miliardi della nuova Banca Europea per gli Investimenti, la BEI. E non è tutto. Con i cofinanziamenti nazionali, i prestiti della BEI e le risorse private, sostiene Tajani nel suo piano, possiamo mobilitare fino a 1.000 miliardi, aprendo nuove opportunità per governi, regioni e imprese. Dettaglio importante ricordato nel libro di Filippo Astone, La riscossa, edito da Magenes. Dettaglio importante, questo piano è stato lanciato dall'Unione Europea nell'ottobre 2012, quasi 2 anni fa. Da allora buona parte dei paesi dell'Unione Europea hanno presentato attraverso i loro governi piani dettagliati che sono necessari per avere i finanziamenti. Quasi nulla di tutto ciò è stato fatto in Italia. L'Italia ha continuato a sperperare e perdere i fondi dell'Unione Europea per inefficienze, clientelismi, finanziamenti a pioggia, sagre di paese, corsi di formazione fantasma. Il governo Renzi, conclude a questo punto Tino Oldani, se davvero vuole distinguersi da quelli precedenti e promuovere la ripresa con i fatti invece che con gli annunci, non dovrebbe perdere un minuto per iscrivere questo Industrial Compact, al posto del Fiscal Compact, tra le priorità dei prossimi 1000 giorni, aprendo al più presto un tavolo con Confindustria e le categorie interessate per definire finalmente progetti di investimento decenti, credibili, nei settori indicati dall'iniziativa Orizzonte 2020, l'Industrial Compact in sostanza, e chiedere al nuovo commissario europeo per l'industria, che non sarà più italiano purtroppo, il relativo finanziamento e magari anche dire grazie a Tajani che qualcosa ha fatto, sostiene Tino Oldani sulla base della recensione del saggio di Filippo Astone, che pure non è del partito di Tajani, anzi è dei radicali italiani. Ma a proposito di commenti critici, non fa stupore che un commento critico sulla politica economica e sugli annunci del governo venga dal Manifesto, il quotidiano comunista, che in prima pagina oggi con Roberto Romano riflette di economia e dei 1000 giorni. 1000 giorni così rischiano di essere veramente tanti, scrive Romano. Il soldato Ryan Renzi non sembra nemmeno il Presidente del Consiglio. Piuttosto qualcuno ha sentito chiarimenti circa la manovra da 22 miliardi per il 2015, cioè per la prossima finanziaria, tra poco? Il paese è caduto in recessione, scrive Roberto Romano sul Manifesto. In Europa si aggira lo spettro della deflazione, con una disoccupazione reale italiana di oltre 6 milioni di persone. Le prospettive di crescita 2014 sono negative, quelle per il 2015 potrebbero diventare drammatiche. Renzi vuole il lavoro italiano come quello tedesco? Si potrebbe iniziare con orari e salari, rispettivamente 1.396 al posto delle 1.752 ore, e salari medi annui a tassi di cambio e prezzi costanti 2012 in dollari da 36.700 italiani a 45.200 tedeschi. Abbiamo il sospetto che il Premier non farà niente del genere. Riforme strutturali? Aspettiamo la legge di stabilità, la finanziaria, e poi vediamo. Per ora non rimane che lo sblocca Italia, quello di cui dicevamo prima a proposito delle concessioni autostradali, uno dei contenuti dello sblocca Italia. Una riforma annunciata, scrive Roberto Romano sul Manifesto, che dice molto su come il Presidente del Consiglio voglia aiutare il Paese. Il cosiddetto sblocca Italia, in realtà, riguarda prevalentemente l'accelerazione e la realizzazione di opere già approvate e ha la pretesa di avere effetti positivi sui problemi reali del Paese e sulla capacità di stimolare lo sviluppo. Soltanto a luglio Renzi parlava di 43 miliardi di euro. Sono diventati 10 nella conferenza stampa, 3 miliardi e 8 nel decreto legge. Insomma, c'è una piccola differenza fra 43 miliardi e 3,8. Il ministro delle infrastrutture e trasporti Lupi prevede non meno di 100.000 nuovi posti di lavoro per opere pubbliche. Le risorse disponibili vere sono però 3 miliardi e 800 milioni, di cui 840 milioni arrivano dal fondo revoche di opere bloccate e 3 miliardi dal bancomat del fondo sviluppo e coesione. Praticamente 38.000 euro per lavoratore, anche se non si contabilizza la variazione di reddito PIL derivante da questa iniziativa. Fatto abbastanza anomalo, visto che stiamo impegnando risorse in conto capitale, cioè investimento.
L'idea poi di sviluppo è tutto nel pacchetto Made in Italy, fatto di stimoli alle esportazioni e agli investimenti esteri diretti. Con poco meno di 220 milioni di euro nel triennio 2015-2017, l'Italia dovrebbe espandere la propria quota di commercio internazionale di 50 miliardi nelle previsioni del governo e attrarre non meno di 20 miliardi di investimenti diretti esteri, con crescita del prodotto interno lordo di 1 punto percentuale. Insomma, 220 milioni permetterebbero una crescita di 15 miliardi nelle previsioni del governo. Gli economisti keynesiani dovranno passare molto tempo a riscrivere il moltiplicatore keynesiano, cioè in sostanza, scrive Roberto Romano, è ridicola questa previsione. Impegnare una cifra minima per ottenerne una enorme è un'altra sparata, sostanzialmente. Ovviamente non manca il rifinanziamento della cosiddetta cassa integrazione in deroga, 720 milioni, il che porta il fondo a 1 miliardo e 720 milioni per il 2014. Invece di avviare una riforma seria, si continua a rifinanziare uno strumento, la cassa integrazione in deroga, che dovrebbe in realtà agganciarsi a una rivisitazione degli strumenti a sostegno del lavoro in senso generale. È una materia delicata, difficile, ma passare da rifinanziamento a rifinanziamento una tantum non è quello che chiedono i lavoratori colpiti dalla crisi. Ma qualcosa dalla conferenza stampa di ieri e dal decreto legge lo possiamo intravedere, scrive ancora sul manifesto Roberto Romano. Lo sviluppo e la crescita dell'Italia passano attraverso l'edilizia e le opere pubbliche. Il governo non ha compreso che gli investimenti in conto capitale hanno una logica economica soltanto nella misura in cui modificano il segno del prodotto interno lordo, quindi anticipano la futura domanda. Assegnare all'edilizia, alle opere pubbliche, la crescita del paese nell'era dell'innovazione tecnologica è la peggior politica immaginabile. Il commercio internazionale manifatturiero legato all'alta tecnologia vale ormai il 30% del totale. Le imprese italiane di settore si posizionano al 10%. Come può il paese aumentare la quota di commercio internazionale, come ha sparato il governo, di 50 miliardi? Come può attirare investimenti diretti esteri se la spesa in ricerca e sviluppo è la più bassa tra i paesi OCSE? Misteri del nostro presidente. Indiscutibilmente poi l'edilizia attraversa una fase di crisi, ma l'edilizia era sproporzionata rispetto ai bisogni del paese. Riproporre le stesse opere e anticiparne delle altre significa alimentare la rendita, non lo sviluppo del paese. La rendita e non il reddito. L'impressione, insomma, conclude Romano, è quella di un governo in piena confusione nella migliore e positiva delle interpretazioni. La politica economica del governo risiedeva in tutto o in parte nei famosi 80 euro, che poi in parte vanno restituiti. Danza macabra o della marionetta. Il bonus fiscale ha fallito per un semplice fatto, scrive l'editorialista del manifesto. Mentre i miliardi sottratti alla pubblica amministrazione per alimentare il bonus fiscale erano risorse certe e quindi PIL, gli 80 euro erano e sono risorse incerte, doppiamente incerte perché 1.300.000 persone corrono il rischio di doverlo restituire il bonus. Diventano reddito questi 80 euro, cioè PIL, nella misura in cui i cittadini decidessero di spenderli. La caduta del prodotto interno lordo del secondo trimestre altro non è che taglio della spesa pubblica, ma il quadro non è completo. Con la legge di stabilità arriverà il pacchetto municipalizzate da vendere o da chiudere e spending review. Sappiamo che il governo ha iniziato un lavoro di modifica delle aliquote IVA. Sarà un pacchetto amaro, fondato su luoghi comuni e pesanti ripercussioni sui lavoratori. Il presidente di Confindustria ha detto durante il meeting di Comunione e Liberazione che l'Italia ha vissuto sopra i propri mezzi. A queste condizioni difficile immaginare di uscire dalla depressione economica. Speriamo di sbagliare, scrive Roberto Romano in prima pagina sul manifesto, ma il 2015 potrebbe diventare un altro anno orribile. Speriamo di avere torto, ma i segnali ci sono tutti, con l'aggravante di avere Renzi al governo.
titolo dell'editoriale firmato su Libero da Maurizio Belpietro. Anche qui non stupisce che Libero critichi Renzi. Peraltro il Corriere sta cambiando aria, Repubblica ospita commenti critici, quindi anche i giornali mainstream, diciamo così, della corrente principale stanno modificando il loro giudizio. Questo non deve far godere nessuno, credo, più di tanto, perché non è che il cittadino normale medio si auguri che vada tutto sempre a catafascio e che il governante di turno vada male, però se le azioni di governo sono quelle che abbiamo davanti agli occhi, non si può neanche godere del fatto che uno stia al governo e continui a fare conferenze stampa pirotecniche seguite da fatti che sono i fatti che poi cerchiamo di conoscere. Dunque anche Belpietro si occupa di una bolla speculativa, quella del renzismo, che sta per scoppiare, il che però è disastroso per l'Italia, nota direi correttamente Belpietro. Anche sul Fatto Quotidiano, e anche qui non stupisce, c'è una critica all'azione di governo in questi termini: la lettizzazione del primo ministro. Dietro le nuove comunicazioni del governo, l'incubo di quel famoso discorso programmatico che il predecessore di Renzi, Enrico Letta, usava per tenere a bada i suoi. E a un certo punto, racconta Stefano Feltri, in primo piano, a pagina 3, oggi sul Fatto Quotidiano, sembra essersene reso conto anche lui. Vi sembrano le stesse proposte di cui si parla da anni? Ha detto Renzi in conferenza stampa. Ma noi le stiamo facendo e ci impegniamo fino al 2017. Così il Presidente del Consiglio. Matteo Renzi parla tanto, tantissimo, scrive Stefano Feltri, anche se deve soltanto presentare un sito web pieno di annunci. Sarà il caldo, sarà che stavolta non c'è il gelato polemico contro la copertina dell'Economist, ma all'improvviso Matteo Renzi pare trasfigurarsi in Enrico Letta, ed è stata l'invenzione grafica di prima pagina del Fatto Quotidiano di stamani. Deliri mistici da fine estate, scrive Stefano Feltri. I cronisti della sala stampa di Palazzo Chigi sono abituati all'incubo nicciano dell'eterno ritorno. La storia si ripete, figurarsi la cronaca. Eppure colpisce vedere la rapidità con la quale anche il rottamatore fiorentino scolorisce, assumendo in quel grigiore romano di cui Enrico Letta è stato il massimo interprete. Mentre Renzi par di veder svanire i capelli, sembra diventare più secco, quasi gli si intravede un accenno di occhialetti lettiani, perché troppo simile è lo stile, troppo simile il contenuto. Dunque, Renzi convoca i giornalisti 3 giorni dopo aver presentato il pacchetto di decreti chiamati Sblocca Italia, che non esistono in forma cartacea, sono accordi verbali tra ministri, per annunciare la trionfale nascita del sito passodopopasso.italia.it, per raccontare, dice, come cambiamo l'Italia, per dare sostanza ai congiuntivi esortativi con cui il Premier sottolinea la sua voglia di cambiamento. Basta rendite di posizione, si cambi, dice Renzi. Pessimo segnale per un leader quando deve darsi da fare per spiegare i suoi successi. È il segno che i giornali e i cittadini non se ne accorgono da soli. Ricordate la versione web dell'agenda di Mario Monti e il dimenticato sito di Letta 100giorni.governo.it, dove l'allora premier Enrico Letta spiegava l'importanza di concentrarsi sempre di più sulle politiche proprio quando lo scontro nella politica sembra farsi incandescente, scriveva Letta. Le infografiche meticolose di passodopopasso.italia.it non hanno più l'esuberanza irriverente delle prime dell'era renziana, quelle degli 80 euro, addobbate con incongrui dettagli come il pesciolino rosso, per far sorridere i giornalisti in deliquio. No. Ora le tavole sono sobrie, un po' sulla difensiva, con una somiglianza quasi inquietante con quelle di Impegno Italia 12 febbraio. Doveva essere il programma per il rilancio del governo Letta. È divenuto il suo testamento. Le priorità di allora sono le stesse di oggi: Europa, crescita, disoccupazione, imprese, lotta alla burocrazia. Uno dei sintomi della crisi di Letta era l'ossessiva successione di discorsi programmatici. Uno ogni 2 mesi, sempre solenni, sempre più articolati. Quando non puoi scegliere, meglio promettere tutto. Maria Elena Boschi, ministro delle riforme a fianco del Premier in conferenza stampa, pronuncia una parola che mai si pensava compatibile con l'eloquio renziano.
La Boschi spiega che il programma dei 1000 giorni, quello rilanciato dal sito passodopopasso.italia.it, avrà un passaggio parlamentare. Ci sarà una parlamentarizzazione degli annunci, non una fiducia, ovviamente, magari una mozione, un atto di indirizzo, una di quelle sottigliezze parlamentari che al pubblico del TG1 a cui si rivolge Renzi tendono a sfuggire. I più sofisticati osservatori propongono questa interpretazione. Il piano dei 1000 giorni è un nuovo programma. Un po' di rimpasto di governo è inevitabile con la promozione di Mogherini a Bruxelles e quindi la parlamentarizzazione degli annunci sarà un po' l'inizio di un nuovo governo, una specie di Renzi bis che assomiglia a Letta bis. Le analogie possono continuare. Il governo che doveva cambiare verso all'Europa si arrabatta con gli stessi stratagemmi del temporeggiatore Letta. Rinvia il documento di economia e finanza con i conti pubblici, prova a sfangarla con qualche 0, di sconto dalla Commissione europea. È quell'approccio del cacciavite che Renzi rinfacciava a Letta e che ora Stefano Fassina contesta a Renzi. Fassina, ex bersaniano, quindi un po' proto-lettiano e poi anti-renziano, poi normalizzato e ora di nuovo critico. Anche nel programma lettiano, conclude Stefano Feltri in questo bell'articolo a pagina 3 sul Fatto Quotidiano, c'era quella che Renzi presenta come sua personale novità, le scadenze, che qualche renziano osa chiamare cronoprogramma. Letta ragionava, ingenuo, per trimestri. Renzi procede mese per mese, che non si sa mai quando converrebbe votare. C'è un solo dettaglio che rende ancora Renzi diverso da Letta. Non si vede in giro Gaetano Quagliariello a guidare una qualche commissione di saggi. Ma forse basta aspettare, scrive Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano. Mentre sul Foglio di Giuliano Ferrara è Mario Secchi a occuparsi di tutte le bischerate di Renzi. Questo è il titolo del lungo articolo che occupa la pagina 1 dell'inserto del Foglio di oggi. Meglio lui di chiunque altro, ma nel governo qualcosa si sta incartando di brutto, scrive Secchi. Meglio Renzi, ma se la cucina va a fuoco cosa facciamo? Meglio scriverne subito a futura memoria, piuttosto che invece pentirci poi di non averlo denunciato. Lo sblocca Italia senza coperture, la riforma della scuola archiviata, la supercazzola della riforma della giustizia e l'Istat che dichiara l'Armageddon, cioè i dati disastrosi di economia forniti dall'Istat. Il capo dei vigili urbani di Firenze che diventa il capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, Antonella Manzione, che Renzi ha portato con sé. Ma che cazzo sta pensando il nostro caro leader? Si domanda Secchi. Sento arrivare la tempesta, scrive anche il giornalista sardo, già direttore de Il Tempo e poi candidato con Scelta Civica non eletto in Parlamento. Il portavoce di Renzi l'11 agosto ha mandato in rete una cosa che sembra una premonizione. Oh capitano, mio capitano, porta male, va a finir male. Mentre anche la notiziagiornale.it con il direttore Gaetano Pedulla si occupa della conferenza stampa e del passodopopasso.italia.it che ha un po' stupito anche i giornalisti più inclini a dare credito a Renzi. I conti sono tutti nelle pagine interne del numero della notizia in edicola. Stamani, chi avesse voglia e pazienza di andare a leggere, scrive il direttore della notizia, che trovate anche in versione internet, la notiziagiornale.it, chi avesse voglia di andare a leggere scoprirà che neanche volando sarà possibile realizzare quello che il Premier ha promesso ieri. Figuriamoci procedendo passo passo. A dirlo non sono i gufi, ma i numeri. E i numeri sono argomenti testardi, scrive Pedulla. Tra vecchi decreti attuativi mai applicati dall'amministrazione Letta e i nuovi, bisognerebbe approvare una media di un provvedimento al giorno, sabato, domenica e Natale compresi per i prossimi 1000 giorni. Palazzo Chigi ha messo il countdown, il conto alla rovescia su internet, ma la sparata è talmente grossa che a questo punto anche un giornale riformista come il nostro, e dunque ben felice che l'Italia cambi verso, è colto da un fortissimo sospetto. Anziché andare avanti con proposte ambiziose ma fattibili, vuoi vedere che si sta alzando la posta così tanto da poter poi dire che il Parlamento mette il carro davanti ai buoi e a quel punto giustificare un ritorno alle urne?
Se così fosse, si sta commettendo un peccato mortale, perché anziché portarci subito alle urne e provare a dar vita a una maggioranza meno traballante di quella attuale, si sta buttando via altro preziosissimo tempo. Il perdurare della crisi sta deteriorando oltre ogni limite la tenuta delle nostre imprese, scrive il direttore della Notizia Gaetano Pedulla. L'assoluta impossibilità dei giovani e anche dei meno giovani di trovare un lavoro sta creando un clima depressivo dal quale sarà durissimo uscire. Mai come in questi tempi i medici stanno prescrivendo tranquillanti e psicofarmaci. La prima riforma dunque deve essere quella di non perdere tempo e soprattutto di non prenderci in giro. Con questo noi ci salutiamo, ci sarebbe qualcos'altro da puntualizzare. Gustosa l'intervista di Giampiero Timossi sul secolo XIX di Genova a Oscar Farinetti, da leggere in abbinata con l'articolo di Matteo Pandini su Libero, sull'Oscar dell'incoerenza come titola Libero, ma noi ci salutiamo qui e ci buttiamo nel surreale puro. Grazie a Enzo Iannacci che ci ha fatto compagnia stamattina e buon pomeriggio a tutti. Ave, 2, 3, il titolo è Amami e sgonfiami.